Ma se non ci dobbiamo focalizzare sui sintomi, sui dolori, perché questa è chiamata ipervigilanza e porta i dolori e i sintomi ancora più intensi o a intensificarsi, su che cosa ci dobbiamo focalizzare? Bene, in questo video voglio parlarti di cosa veramente conta nel periodo di guarigione. Se stai soffrendo da dolori persistenti, sintomi persistenti, sei nel posto giusto. Io sono il dottor Alessio Veneziano, sono un terapista specializzato nella cura dei sintomi nociplastici con un approccio mente-corpo. Il mio programma si chiama Neurobalance e se sei interessato o interessata vedrai dei link in descrizione con delle spiegazioni. Quindi molte persone che iniziano un percorso di guarigione iniziano a monitorare anche gli avanzamenti, no, dei propri dolori, dei propri sintomi. Quindi iniziano magari a meditare, iniziano a muoversi e magari i sintomi iniziano ad avere dei benefici. Un giorno o due sento il 50% dei sintomi e inizi quindi a pensare, bene, sto facendo le cose giuste. Magari dopo 2 o 3 giorni i sintomi tornano nuovamente su e quindi pensi, non è giusto quello che sto facendo, è magari il movimento fisico che mi sta aumentando questi dolori e quindi inizi a muoverti di meno. Iniziando a muoverti di meno, anche la parte emotiva cambia, perché sappiamo che nei dolori nociplastici, sintomi nociplastici, anche chiamati TMS dal dottor Sarno. Quindi i sintomi possono essere anche molto altalenanti durante questo percorso. Ti devi quindi andare a focalizzare non sui sintomi per capire se stai migliorando, ma sulla tua sicurezza interna, su quanta fiducia hai verso il tuo corpo, anche quando i sintomi sono anche molto intensi, su che fiducia hai in questo percorso che stai facendo e soprattutto una cosa molto molto importante è di monitorare le tue funzionalità, la tua attività fisica. Quindi non è tanto quanto sintomo sento oggi, ma quanta funzionalità fisica ho adoperato oggi. Con altre parole, quanto movimento ho fatto oggi. Il movimento è graduale durante le settimane e durante i mesi. Ecco perché nei miei programmi il lavoro, diciamo, più corposo è quello di dare un supporto verso una gradualità delle funzionalità. Quindi, per esempio, se hai smesso di fare yoga, hai smesso di correre, hai smesso di fare attività fisica a causa del dolore, inizia con una di quelle attività che avevi smesso, magari inizia da quella che ti piace di più, magari il camminare, e inizia ad andare a incrementare quell'attività. Magari inizi con 10 minuti o semplicemente 1 chilometro, magari 500 metri di camminata sul piano e poi vai avanti così per le settimane successive, i mesi successivi. Arriverai ad un punto in cui non noterai più che l'attività fisica aumenta i sintomi, a volte li diminuisce, a volte li aumenta, ma non troverai più questa correlazione. Quindi sarai molto più sicuro, più sicura del tuo corpo, perché non è tanto quanto ti muovi, ma quanta sicurezza mandi verso il tuo corpo. Questo è molto importante capirlo. Quindi la parte principale è di ritornare all'attività fisica, anche se soffri di dolori e sintomi. Se sono molto intensi, vuol dire che quel giorno farai leggermente meno, non vuol dire che ti fermerai totalmente. Non puoi far dettare la tua vita da quanti sintomi hai, perché sai che quei sintomi non sono dati da un danneggiamento del tuo corpo e quindi anche se ti muovi quella giornata non andrai a danneggiare nulla. Non stiamo parlando di rotture di legamenti, non stiamo parlando di fratture, non stiamo parlando di infezioni. Molto probabilmente stai soffrendo da fibromialgia, questa è la diagnosi che ti è stata data e in questa diagnosi non c'è nulla nel corpo che non va bene dal punto di vista strutturale. Se invece soffri di cervicalgia, stessa cosa, non evitare di fare yoga perché soffri di cervicale. Oppure soffri di mal di schiena, non evitare di andare in palestra e alzare pesi perché ti hanno detto che
il tuo problema era relativo a un disco particolare o un'ernia particolare, perché se soffri da più di 3 mesi, la maggior parte di queste casistiche non è data da una struttura, ma da una ipersensibilità del corpo, del sistema nervoso. Chiamiamo infatti questi sintomi nociplastici. Se ti trovi in questa casistica, vai nel link in descrizione di questo video, trovi un test, puoi fare il test e noti dove ti trovi. Un'altra cosa che volevo dirti è di dare sicurezza al tuo corpo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale, perché sappiamo che l'emozione, la nostra parte emotiva, è molto collegata al sintomo fisico. Infatti, le aree del cervello che vanno a interpretare o comunque creare i sintomi sono le stesse aree del cervello che vengono attivate durante paure, ansie. Cioè, non possiamo pensare, ok, questa è l'area dell'ansia e questa è l'area del dolore fisico, perché sono insieme. Ecco perché molte persone soffrono di depressione, per esempio, e soffrono anche di dolori persistenti, perché sono le stesse aree che vanno a sovrapporsi. Questo è quello che volevo dirti in questo video, quindi se ti devi ricordare solo una di queste cose che ti ho detto, ricordati di mantenere una gradualità crescente dell'attività fisica. Gradualità crescente vuol dire che idealmente ogni mese le tue attività crescono, nonostante i sintomi. Lo so che questo ti può fare molta paura perché pensi che andrei a rompere qualcosa o andrei a mandare su i sintomi fisici, ma questo non è vero, perché la tua caratteristica, se sei in questo canale o in questo video, molto probabilmente di sintomo nociplastico, dolore nociplastico. Se non sai cos'è, vai nel link in descrizione, trovi il test o semplicemente vai su Google e digita sintomo nociplastico, dolore nociplastico. Se non hai letto il mio libro, ti consiglio anche di leggerlo perché ti spiega molto bene questa parte teorica del sintomo nociplastico. Per adesso è tutto, ti lascio una meditazione qui a fianco dove puoi direttamente fare della pratica e notare su la tua pelle se quello che ti sto dicendo può fare al caso tuo. Ciao e alla prossima.